i Novax che attraverso una chat di Telegram stavano pianificando azioni violente contro il governo e i giornalisti. Tra i denunciati una padovana e una veneziana. Pericoloso clima di tensione per il presidente Luca Zaia, che parla dell'indagine e sottolinea come uno dei principali problemi causato dal Covid sia proprio il conflitto sociale. Ribadisce l'80% dei veneti è vaccinato. Cura del virus, terapia con gli anticorpi monoclonali. All'ospedale San Bortolo di Vicenza sono già 126 i pazienti trattati. Incidente mortale alle 8 di questa mattina a Ponte Alto di Strane. Lo scontro tra un'utilitaria e una moto. Ha perso la vita il 39enne di Campagna Lupia, Dennis Chioetto. Avevano rapinato 2 studenti in pieno centro a Treviso. 4 giovanissimi residenti tra Maserata e Spresiano sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Presentati dal rettore Rizzuto, dalla rettrice Letta Mappelli, gli eventi per le celebrazioni degli 800 anni dell'Università di Padova. Approvate 50 borse di studio per studentesse e studenti afghani. Dopo l'arrivo della nomina ufficiale da parte di Papa Francesco abbiamo incontrato padre Antonio Ramina, nuovo rettore della Basilica del Salto. Operazione in tutta Italia per stroncare un gruppo di Novax che attraverso una chat di Telegram volevano armarsi e boicottare la manifestazione di sabato a Roma. Questo e molto altro nell'indagine della Procura di Milano, che starebbe allungando le braccia anche nel Veneto. Tra gli indagati una padovana e una veneziana. Vediamo subito l'apertura di questa edizione del telegiornale. Affermazioni deliranti e violente. Pensavano ad un drone pieno di tritolo da sganciare sopra il Parlamento o a Molotov per far saltare in aria giornalisti e furgoni delle TV. Queste solo alcune delle proposte di azioni sovversive che venivano diffuse da un gruppo di accaniti Novax in una chat Telegram denominata I Guerrieri, scoperta e chiusa dalla Digos di Milano, che ha denunciato 8 persone tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tra le persone denunciate 2 donne venete, una 53enne cameriera padovana residente a Mestrino e una 50enne veneziana di Salzano, in passato vicina a gruppi indipendentisti. Quest'ultima nella chat istigava a compiere azioni violente. La 53enne di Mestrino invece voleva creare disordini e mettere in atto gesti eclatanti durante la visita del ministro della Salute Roberto Speranza, che doveva venire a Padova il 2 di settembre alla festa Pane e Rose di Articolo 1, appuntamento poi annullato per motivi istituzionali. Accogliamo Speranza con un lancio di uova marce, una delle frasi scritte in chat dalla 53enne di Mestrino, convinta Novax e no Green Pass, denunciata per istigazione a delinquere aggravata dall'uso dei mezzi di comunicazione. In casa delle 2 donne, la Digos di Padova e quella di Venezia, hanno sequestrato cellulari e computer. A Bergamo, invece, in casa di uno dei denunciati sono state sequestrate armi regolarmente detenute per uso sportivo. Gli 8 indagati si stavano muovendo per creare una rete a livello nazionale per azioni violente e stavano pianificando anche una riunione operativa e preparatoria per la manifestazione No Green Pass in programma sabato a Roma. Pericoloso clima di tensione oggi il presidente Zaia per la campagna elettorale delle nuove politiche di ottobre. Era a Musile di Piave, dunque nel veneziano. Sentite come ha commentato questa indagine. Grazie alla nostra voglia di fare, di metterci in gioco, il Veneto è aperto, e questo deve essere chiaro. Ha aderito alla campagna vaccinale l'80% dei veneti. Grazie a questo sforzo comunitario, eventi come questo, in cui una comunità si ritrova, sono possibili. Ma sul rischio di conflitto sociale come causa anche del Covid, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, aveva avvertito anzitempo. Sono dispiaciuto, ha detto oggi da Musile di Piave, commentando le prime notizie arrivate sull'indagine aperta dalla Procura di Milano, che ha allungato i tentacoli anche in Veneto con 2 indagati, uno nel veneziano e uno nel padovano. Si leggono notizie di armi, si leggono notizie di arresti, di blitz fatti. Di certo che se discutere di un vaccino significhi vedere qualcuno che si arma, direi che proprio non è questa la via. Faccio una riflessione a tutti coloro che hanno sostenuto, magari anche in buona fede, alcune di queste partite, che poi si ritrovano ad essere magari dei compagni di viaggio. Mi spiace e ho sempre sostenuto che il vero problema del virus sarebbe diventato poi un conflitto sociale che ne sarebbe emerso, e lo si vede tutto fino in fondo. Novax che passano dalla protesta in piazza alla guerriglia con precisi obiettivi istituzionali da colpire. Le perquisizioni proprio nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri dà il via libera all'estensione del Green Pass a personale esterno di scuola e case di riposo. È assolutamente
assolutamente in linea col documento dei 5 punti di noi governatori, che abbiamo detto si riconosce il ruolo e l'efficacia del Green Pass, ovviamente esteso ad alcune categorie, dopodiché le categorie decideranno da un punto di vista scientifico e di opportunità a livello nazionale. Zaia al terzo posto dopo Draghi e Meloni nella classifica dei leader più influenti. Come cresce la fiducia del governo, cresce anche quella nel suo operato. E immagino che il riconoscimento venga dal fatto che è una bella squadra, stiamo lavorando bene, però noi siamo concentrati sul Veneto, quindi non siamo interessati a queste classifiche nazionali. E conferma il dietrofront sulle parole pubblicate sulla sua pagina Facebook a favore del bunker museo nazista di Recoaro. Marcia indietro, ma non solo, anche un invito agli organizzatori a rivedere la rievocazione impostata in quel modo. Non è iniziativa della Regione. Non c'entriamo nulla, però spero vivamente che chi ha organizzato tutta questa cosa riveda tutto. Avete sentito dunque, l'80% dei veneti ha aderito alla campagna vaccinale, poi c'è la terapia con gli anticorpi monoclonali. Allora andiamo subito a San Bortolo, a Vicenza, dove sono già 126 i pazienti trattati. La guerra al Covid non si combatte solo sulla prima linea della campagna vaccinale. C'è di più, ci sono anche le cure. Ci sono gli anticorpi monoclonali sperimentati con successo in Veneto. Dall'inizio della pandemia all'ospedale San Bortolo ci sono stati 126 vicentini malati di Covid trattati con questa terapia all'avanguardia, che prevede un'infusione endovena della durata di un'ora e un'altra ora di monitoraggio del paziente. I monoclonali sono un'arma a disposizione, sono state estese anche le indicazioni da AIFA, adesso tutte le persone sopra i 65 anni, anche senza alcun fattore di rischio aggiuntivo, possono essere trattate con i monoclonali, purché abbiano una sintomatologia che sia di recente insorgenza inferiore agli 8-9 giorni. Su 126 malati trattati con gli anticorpi monoclonali, 67 pazienti hanno concluso il follow-up previsto a un mese. Tutti sono guariti dall'infezione e solo un paio hanno dovuto purtroppo ricorrere al ricovero ospedaliero. Aspetto molto importante da mettere in evidenza: non si sono registrati eventi avversi significativi legati alla somministrazione degli anticorpi. Una terapia che si è rivelata vincente, efficace se somministrata entro il 10° giorno dall'inizio dell'infezione. È riservata ad adulti e bambini over 12 con Covid già accertato, con sintomi lievi o moderati, ma a rischio elevato di aggravamento. Fondamentale dunque il ruolo del medico di medicina generale o del pediatra, da cui dipende la tempestività della diagnosi e la selezione dei pazienti per i quali il trattamento è indicato. Permangono le indicazioni precedenti, cioè gli immunodepressi, i cardiopatici, i broncopneumopatici cronici trapiantati, gli oncologici, e quindi l'offerta, cioè è chiaro che ci vuole lo screening precoce, il test molecolare fatto e poi la segnalazione in genere da parte del medico di medicina generale. Insomma, la sanità ha sempre più armi per combattere il Covid. Guai a abbassare la guardia, ma oggi finalmente si vede una luce in fondo al tunnel dell'epidemia. E poi c'è il tema del Green Pass, con l'obbligatorietà o meno nei luoghi di lavoro. Oggi ne ha parlato Luigi Sbarra in occasione del Consiglio nazionale della CISL. Per noi l'obiettivo è indurre le persone, convincere le persone che il vaccino oggi è l'unica arma che ci aiuta e ci consente di battere il virus. Ecco perché sosteniamo da un lato la necessità che Governo e Parlamento si assumano le proprie responsabilità e procedano urgentemente ad adottare una legge sull'obbligo vaccinale per tutti i cittadini. Non è il Green Pass il nemico è il virus. Il segretario generale della CISL in visita a Padova sottolinea che lo scopo è spingere più lavoratori possibile a vaccinarsi. Obiettivo che si raggiunge solo di concerto con tutte le parti sociali. Le iniziative di singole imprese di escludere lavoratori vanno rigettate, dice Sbarra. Che sono controproducenti perché alimentano un clima di tensione e di contrapposizione nei luoghi di lavoro che oggi non serve. Ecco la ragione per la quale diciamo al Governo di assumersi subito la responsabilità di provvedere con una norma legislativa a fare chiarezza sull'utilizzo del Green Pass negli ambienti lavorativi. Resta ferma la posizione del sindacato sul tema tamponi.
Gli investimenti e gli interventi sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro restano a carico delle aziende, delle imprese e non dei lavoratori. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sino al 31 dicembre, si trovino le giuste soluzioni per garantire la gratuità dei tamponi ai lavoratori perché, ripeto, abbiamo tanti lavoratori fragili, tanti lavoratori esentati. La CISL ha chiesto al governo Draghi un tavolo di confronto con i vari rappresentanti di categoria. In alcune aziende ci si è messi intorno al tavolo e si è trovata la soluzione per gestire la questione del Green Pass e delle mense. In altre aziende, tante purtroppo in Veneto, abbiamo assistito a iniziative unilaterali che hanno avuto l'unico risultato di creare conflittualità difficili da gestire nei posti di lavoro. Ma è stato utile finora il Green Pass? È stato utilizzato dalle persone nella loro vita quotidiana? Siamo andati a Bassano del Grappa. Questo Green Pass vi è servito? Intanto lo avete? Certo. Vi è servito? Certo che ci è servito. Quindi in questi giorni lo avete utilizzato, ve lo hanno chiesto? Sì, l'abbiamo utilizzato e anche chiesto, certamente. Certo, negli alberghi te lo chiedono, anche in certi bar, e va benissimo così. Se siamo tutti vaccinati siamo più tranquilli. Lei ha il Green Pass? Certo. Le è servito? Glielo hanno chiesto in queste settimane? Beh, non sono tanto andata in giro, comunque sono contenta di averlo. Lei ha il Green Pass? No, non ce l'ho. Ma glielo hanno chiesto magari in alcuni posti dove è stata? No, perché non vado dentro i locali. Il Green Pass secondo voi è stato utile in queste settimane? Voi lo avete? Sì, noi lo abbiamo tutti e per me va bene. Gliel'hanno chiesto, è stato utile, lo avete utilizzato insomma? Sì, l'abbiamo utilizzato. L'ho utilizzato e anche secondo me funziona. È giusto che ci sia. Sono andata in vacanza a Levico, Terme, e all'interno proprio dei ristoranti te lo richiedono. Quindi una scelta che lei ha sposato, ha approvato e considera utile? Sì. Lei ha il Green Pass? Sì, ce l'ho fatto subito. Ma è stato utile, lo ha utilizzato in queste settimane? Beh, quando sono andato via in ferie spesso sì. Intanto mi sento più sicuro a girare, quindi anche se ho la mascherina comunque ho il vaccino e sono molto più protetto. Andiamo a Venezia, fa discutere la vicenda di un altro dirigente della regione che ha lavorato dal balcone di Palazzo Ferrofini perché non gli era stata riconosciuta la certificazione della vaccinazione. Vediamo. Dopo lo smart working, il Covid fa nascere anche il balcony working, il lavoro dal balcone. Il luogo è Palazzo Ferrofini a Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto. L'uomo fuori dalla finestra è un alto dirigente della regione, vaccinato una prima volta e guarito dal Covid, arrivato però da Palazzo Balbi, sede della Presidenza e della Giunta regionale, senza Green Pass. Il ferreo regolamento anticontagio non concede deroghe e senza certificazione il dirigente deve discutere da fuori della finestra dell'ufficio di presidenza della seconda commissione, di cui è vicepresidente il consigliere d'opposizione Jonathan Montanariello. Era una persona che aveva tutti quanti a pieno titolo il diritto di poter entrare. Erano lì presenti gli stessori di questa delibera dell'ufficio di presidenza, alla quale gli è stato chiesto di applicare il buonsenso, di non demandare la logica e la libertà delle persone alle macchine. Non si trattava di Novax, era una persona che aveva un Green Pass anomalo che non veniva letto. La grande anomalia è che questa persona quotidianamente lavora nei palazzi della regione Veneto e quindi vuol dire che per i consiglieri regionali un trattamento di serie A tutela l'ennesima potenza e dopo invece negli altri palazzi governativi, come avviene, questa persona quotidianamente ci entra e ci lavora. A Palazzo Ferrofini, dove si parla di un problema tecnico, con una sola dose il certificato non veniva letto, fanno osservare come la delibera sull'obbligo di Green Pass abbia permesso di poter tornare al lavoro in presenza in sicurezza. In ogni caso, il segretariato generale è stato attivato per uniformare i regolamenti tra le due sedi coinvolte dalla vicenda, quelle della Giunta e del Consiglio regionale.
Andiamo a Stra, gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 a Ponte Altro fra Paluello e Campoverardo. Nello scontro tra un utilitario e un ciclomotore ha avuto la peggio l'uomo in sella al secondo mezzo. Il suo nome era Denis Chioetto, 39 anni, di Campagnalupia, che è volato sull'asfalto ed è morto sul colpo. Sul posto è giunta l'ambulanza del suo M118, ma per il motociclista non c'era già più nulla da fare. Ai carabinieri di Stra il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto. Il conducente dell'auto coinvolta nel tragico schianto, una Hyundai bianca, ha 21 anni. Siamo nel Trevigiano. Avevano rapinato 2 studenti in pieno centro a Treviso. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Si tratta di 4 giovanissimi. Li avevano accerchiati, afferrati al collo e rapinati dei soldi che avevano in tasca. Le vittime sono 2 studenti. L'aggressione è avvenuta in pieno centro tra Via Manina e Piazza Duomo lo scorso 24 agosto. In meno di 2 settimane i carabinieri hanno identificato i responsabili. Si tratta di giovanissimi. 4 ragazzi completamente a volto scoperto hanno rapinato 2 altri giovani, uno maggiorenne e l'altro minorenne, sottraendo loro il denaro contenuto all'interno dei loro portafogli e poi scappando per le vie del centro. Una baby gang determinata e pronta a tutto, piccoli professionisti del crimine. Uno faceva da palo, gli altri 3 agivano. Hanno portato via ad un ragazzo una banconota da 50 euro e all'altro la somma di 520 euro denaro con cui quest'ultimo avrebbe da lì a poco dovuto effettuare degli acquisti. Non solo, ma prima di scappare hanno minacciato le vittime di ritorsioni fisiche in caso di reazione o peggio se li avessero seguiti. I 2 studenti sotto shock hanno provato comunque a cercarli fra le vie del centro, poi si sono rivolti ai carabinieri. Immediate le indagini. Abbiamo quindi raccolto elementi di riscontro e testimonianze tra i negozianti, avvalendoci anche della visione della videosorveglianza comunale. Attraverso le testimonianze incrociate e le descrizioni degli aggressori fornite sono stati raccolti elementi utili per identificare uno dei 4. I militari hanno così monitorato i più comuni social solitamente utilizzati dai giovani. In poco tempo sono stati identificati tutti. Perquisite le abitazioni, i carabinieri hanno trovato i capi di abbigliamento utilizzati nella rapina, sequestrati anche i cellulari dove i giovani si erano scambiati i messaggi parlando e vantandosi della rapina. Per i giovani identificati è scattata la denuncia in stato di libertà per rapina in concorso. A Venezia, dopo le inchieste apparse sulla stampa nazionale riguardo il presunto conflitto di interessi del sindaco, le opposizioni chiedono chiarezza. Un documento sottoscritto da tutti i consiglieri di opposizione invita il sindaco di Venezia a chiarire al più presto quanto pubblicato in un'inchiesta del quotidiano Domani. Se fosse vero che, si legge nel comunicato congiunto, come afferma l'articolo, un terreno è stato venduto ad una società del sindaco nei giorni in cui stava per essere approvata una variante urbanistica in consiglio comunale, la cosa sarebbe di una gravità inaudita. Questi giorni sulla stampa sono emerse numerose inchieste in merito ai possibili conflitti di interesse del sindaco Brugnaro. Alcune vicende purtroppo c'erano già note e riguarda il possibile conflitto di interessi del sindaco in merito alla vicenda dell'area dei Pili. Oggi sul quotidiano Domani è emersa un'ulteriore notizia particolarmente inquietante che deve essere assolutamente immediatamente approfondita e chiarita da parte del sindaco e riguarda l'adozione di una variante urbanistica nel 2019 da parte del Consiglio Comunale col voto contrario delle opposizioni. Il 13 dicembre 2019 il Consiglio Comunale di Venezia adotta la variante al piano degli interventi numero 49 che modifica le destinazioni urbanistiche di alcune aree di Mestre. La variante trasforma 8.300 metri quadrati in area edificabile ad uso residenziale. Nell'articolo si legge testualmente che secondo i documenti consultati dal quotidiano, il 3 dicembre in uno studio notarile veneziano viene firmata la compravendita di quel terreno e l'area diventa di proprietà della società sportiva Reyer del gruppo Umano. L'atto risulta registrato il 9 dicembre, 4 giorni prima del Consiglio Comunale, che in seguito adotta la variante e la rende immediatamente eseguibile. Riteniamo che il sindaco, data la gravità della vicenda e data la gravità delle affermazioni contenute all'interno dell'articolo, venga il più presto a chiarire la sua posizione in Consiglio Comunale. Riteniamo che se confermati ovviamente questa inchiesta e quindi questi documenti citati e questa compravendita che sarebbe avvenuta proprio nei giorni antecedenti al Consiglio, se fosse confermata, sarebbe realmente un fatto gravissimo per la città e per questo i cittadini devono conoscere la verità.
Andiamo nel Trevigiano, presentazione oggi a Solighetto della prossima campagna vendemmiale della DOCG Conegliano Valdobbiadene. Alta la qualità e produzione nella norma, mentre con i dati di vendita in continua crescita la denominazione quest'anno taglierà un importante traguardo. 100 milioni di bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Potrebbe essere questo il primo traguardo importante della presidenza Bortolomeol, che ha presentato i dati aggiornati sulle vendite, oltre alle previsioni per la prossima vendemmia, che verso Conegliano inizierà il 15 settembre, mentre verso Valdobbiadene si parla di fine mese. Siamo a circa 64 milioni di bottiglie ad oggi certificate e questo significa che nel 2021, se facciamo un confronto del mese di agosto sul mese di agosto, abbiamo un risultato che si equivale a un più 37% in crescita nelle certificazioni. Per quanto invece riguarda i primi 8 mesi, il dato è sempre molto positivo perché è attorno al 16%. È da questi dati che si prevede lo sfondamento del muro dei 100 milioni, grazie anche allo sblocco a giugno delle riserve vendemmiali del 2020. Ma l'era Bortolomeol, alla guida della DOCG del vino più venduto al mondo, si vuole caratterizzare anche per l'impegno ad una maggiore sostenibilità ambientale delle aziende, al punto da lanciare una sorta di Green Pass per poter appartenere al Consorzio Superiore. L'ho detto in extremis, però ripeto, io credo molto nel cambio di mentalità di tutti i nostri viticoltori, di tutti i nostri produttori, e su questo credo che a breve ci sarà sicuramente una grande responsabilità messa in campo. Un versante dove il Consorzio ha raccolto l'appello del Vescovo di Vittorio Veneto, lanciando a sua volta un messaggio ai sindaci. Il rispetto delle regole per noi è sempre molto importante, la denominazione si è data una stretta su queste regole e cerca la collaborazione con le amministrazioni locali, che deve essere proprio un motivo di orgoglio e dobbiamo anche essere in grado di condannare i comportamenti dannosi. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Andiamo a Padova, a fianco il rettore Rizzuto e il nuovo rettore eletto Daniela Mapelli presentano le celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova e poi le borse di studio per gli studenti afghani. UniPD for Afghanistan è il nome del progetto che ha portato l'Università di Padova a sostenere 50 borse di studio destinate a studentesse e studenti afghani. 17 gli iscritti all'anno accademico 2021-22, 7 sono nel paese asiatico, 7 in paesi vicini, di 3 non si hanno notizie. Grande la preoccupazione dell'Ateneo. Sì, sentiamo la responsabilità e la voglia di solidarietà nei confronti di ragazzi e ragazze come i nostri, che guardano al futuro, che vogliono costruirsi una vita nella conoscenza e che all'improvviso si trova in una difficoltà drammatica. E noi come istituzione che eroga cultura ci sentiamo, come dire, in dovere e anche in debito verso questo paese. Un paese che noi abbiamo portato in questi 20 anni, abbiamo portato un'intera generazione di donne a credere comunque di poter vivere una loro vita, di poter studiare, di poter essere delle professioniste, e poi improvvisamente tutto si chiude. Altri 50 potrebbero arrivare a breve. La volontà dell'Università di Padova è chiara e viene ribadita proprio nel presentare gli eventi per gli 800 anni dalla sua fondazione, che avranno un simbolico inizio il 30 settembre e il 1° ottobre con l'avvio del rettorato di Daniela Mapelli, preceduto da un incontro con i rettori delle università più antiche d'Europa, da Oxford a Cambridge a Parigi Sorbona. Un'università che ha dei grandi valori, la dedizione nella scienza, la volontà della cultura e formazione dei giovani come straordinaria missione, l'apertura internazionale, quindi il collegamento con tutto il mondo. Questa è la storia del nostro Ateneo. Quest'anno poi è ancora più importante perché il 1° ottobre, anzi dal 4 ottobre, partiranno le elezioni.
e quest'anno assumono un significato veramente diverso, perché noi ci auguriamo che dopo un anno e mezzo di pandemia ricominceremo a popolare le aule universitarie e la città di Padova con i nostri studenti e le nostre studentesse. Preapertura delle celebrazioni il 24 settembre, quando l'università incontrerà la città durante la notte della ricerca. Ancora a Padova conosciamo Antonio Ramina dopo la nomina da parte di Papa Francesco, nuovo rettore della Basilica del Santo. Credo che il luogo a cui sono più affezionato sia certamente il luogo dove è custodito il corpo di Antonio, non solo perché c'è lui, ma perché si sente anche il respiro vivo di tante persone che lì sono passate, che hanno toccato e che quindi hanno consegnato a lui tante intercessioni di preghiera. Custode della memoria di Antonio e della sua devozione è padre Antonio Ramina, vicentino di origine, il nuovo rettore della Basilica dopo la scelta fatta da Papa Francesco all'interno della terna dei nomi consegnata al Santo Padre del capitolo provinciale dei Frati. Rettore del seminario teologico Sant'Antonio Dottore e guardiano di quella comunità, accoglie il nuovo incarico nello stile francescano dell'obbedienza e della responsabilità. È un misto di emozioni, da un lato il timore, dato che conosciamo ben tutti come la realtà della Basilica del Santo sia molto impegnativa, dall'altro fiducia, so che non lavorerò da solo ma che posso contare su molti frati e altre persone in gamba. E poi chiaramente anche la gratitudine, dato che un compito così rappresentativo è per me anche un segno di fiducia, di responsabilità. Nel suo nome una traccia di quanto la provvidenza aveva immaginato per lui. Il nome mi era stato dato in onore di Antonio Abate, ma Antonio di Padova sceglie questo nome proprio in onore di Antonio Abate, quindi siamo in buona compagnia, in sintonia comunque con il Santo di Padova. Il legame tra Antonio e i suoi fedeli è cresciuto in questi mesi difficili della pandemia, una devozione capace di immaginare e pensare nuove vie, pronta a viverne altre. Ai frati e non solo al rettore sia chiesto di continuare a dar voce alla voce di Antonio attraverso la preghiera, certamente attraverso la capacità di ascolto, di accoglienza di tutte le persone che arrivano qui e nella misura in cui è possibile la capacità di prendersi cura di tante forme di povertà che bussano alla porta anche della Basilica. La vendemmia secondo il Canal, con il consueto cameo iniziale del presidente Zania, e la Hit 1000 diventa Vigne. Ma per tutti è faticoso fare i contadini, facciamo in fretta, non c'è tempo. Il tema era molto delicato, abbiamo cercato di affrontarlo in maniera ironica e rispettosa e penso che ci siamo riusciti, visto i commenti, insomma, non ci sono tante critiche, pochissime, ma solo un grande risultato non per me, ma per tutta la squadra. Il Canal torna a vendemmiare e lo fa con la parodia di 1000. Il suo Vigne scherza, ma non troppo, sulla difficoltà di trovare manodopera per la vendemmia tradizionale, quella con ceste e forbici. Ma ora che mi guardo intorno siamo solo in tre, come faccio a vendemmiare se gente non c'è? Mi servivano dei giovani, hanno detto di no, se ne restano chiusi in casa per fare i TikTok. Faccio dell'ironia, io sono uno dei primi che vive di questo, però cerco di farlo in maniera intelligente, non sicuramente facendo il balletto e basta, ma portando dei contenuti che siano un valore aggiunto per chi mi segue. Lavoratori stranieri che risolvono il problema, ma interviene nel consueto cameo il presidente del Veneto Zaia ad Armanforte. Sì, pronto? Ehi, ciao Canal, conosco io un sacco di ragazzi che hanno voglia di lavorare, te li mando io. A vendemmiare le L'abbiamo inserito nel momento in cui sul vigneto arrivano tanti giovani italiani, perché non volevamo dare l'idea che non ci siano giovani che hanno voglia di fare. No, abbiamo bisogno degli stranieri sicuramente, ma ci sono tantissimi ragazzi che hanno veramente voglia di impegnarsi e di fare fatica. Sì, ragazzi, grazie veramente. Comunque non si dice quando io ho arrivato, ma quando io sono arrivato. Ma Canal, mi parli bene il Veneto, perché qua nessuno mi parla italiano. Lei è così, qui si sa.
Ah, si sa. Voglio anche dire una cosa, posso concludere? Che io sono molto emozionato perché per me Antena 3 è Rai 1, nel senso che a casa mia si guarda solo Antena 3, i miei genitori sono sempre lì sul 13 e quindi l'idea di essere qui con voi mi fa piacere perché sto parlando alla mamma e papà, che è il pubblico più importante che ho. Forbici alla mano, ognuno le sue, te ne presto un paio io. Se non hai le tue, il sole in testa ti fa male. Metti il berretto, non usare quel telefono, porta rispetto. Ma ora che mi guardo intorno siamo... Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Condizioni ancora anticicloniche sul nostro territorio, dove la giornata di venerdì 10 settembre risulterà asciutta e stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto bel tempo, avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso, ma senza ulteriori conseguenze. Clima estivo ma senza eccessi, temperature minime tra 11 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una bellissima giornata di sole. Qualche addensamento qua e là, ma anche in questo caso non sono previste precipitazioni. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime infine sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.